Cavalli vapore, tanto diversi dal romantico cavaggio cieco della miniera, che un valente chansonnier canta per i tempi dell'abbattimento con mine e motopicchi, per i tempi dei minatori, muscoli e sudori. L'uomo era come il piccone o anche come il martello pneumatico, soltanto uno strumento di lavoro, là contro la parete avara. Oggi è un conduttore di macchine qualificato ad alto livello meccanico ed elettrico. In 2 frasi, una rivoluzione. In una radicale trasformazione, un incredibile incremento del rendimento. E questo è un risultato che merita di essere sottolineato. L'ultimo rendimento raggiunto prima dell'interruzione bellica nel 1942 era di 450 kg uomo turno all'interno. Alla ripresa della produzione, il rendimento subì una lenta evoluzione per raggiungere nel 1953, anno di nascita della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, i 609 kg uomo turno. Il bacino del Sulcis si inseriva allora nel quadro dei bacini carboniferi europei della Ceca, come il fanalino di coda, di molto distaccato da tutti. Oggi il rendimento si è moltiplicato di oltre 7 volte e il Sulcis è in testa. La miniera di Seruci ha già un rendimento pari a circa 8 volte quello registrato nel bacino all'atto della ripresa post-bellica e punta, insieme alla nuova unità di Nuragi Ficus, verso livelli nettamente più alti. 8 volte più del dopoguerra. Ciò vuol dire che se per estrarre poniamo 35 quintali di carbone al giorno occorrevano 8 uomini, adesso ne basta uno soltanto. E per amore di precisione, quest'uno oggi è un meccanico minatore, mentre quelli di allora erano soltanto minatori e cavalli ciechi della miniera. I cavalli vapore, sostituendo lo sforzo fisico, caratterizzano l'attuale purgatorio che tuttavia, come ogni purgatorio, è soltanto uno stato di transizione. Sono infatti in corso seri studi per la realizzazione di processi automatici sia nel campo di governo delle macchine, sia in quello del controllo della sicurezza, sia in quello più complesso dell'organizzazione del lavoro. Automazione da raggiungere al più presto, perché la fisionomia industriale della zona può mutare in tanto breve tempo da rovesciare il problema sociale che si poneva alla data di avviamento del programma. La manodopera, cioè, invece di affollarsi come un tempo, lusingata dalle nuove occasioni di superficie, potrà rapidamente fuggire dalle miniere. E invece l'uomo, anche in periodo di massima automazione, rimane il primo motore di ogni attività. Una macchina è più o meno potente, più o meno capace di determinate prestazioni, ma per attuare queste capacità teoriche, per tradurre in risultati pratici queste caratteristiche tecniche, è sempre lui, l'uomo, l'indispensabile. Lui soltanto può sposare una macchina con la difficile realtà della natura mineraria. È quindi a questi minatori che va il merito fondamentale dei risultati raggiunti, per la loro flessibilità, per l'intelligenza di aver capito ciò che da loro si chiede, dove si vuole arrivare e come realizzare una moderna produzione di carbone. Così il carbone arriva in superficie, migliaia di tonnellate al giorno. Cosa se ne farà di tutto questo carbone? Il carbone è una merce povera, anche se carica di fatiche. Non può andare lontano, sarà trasportato laggiù. La centrale elettrica di Portovesme, attualmente la più grande d'Italia. 500.000 kW di potenza che potranno dare oltre 3 miliardi di kilowattora all'anno, utilizzando ogni anno oltre 1.600.000 tonnellate di quel carbone che si estende fino al sottosuolo della stessa centrale.
Le armature si sviluppano e creano suggestioni, scorci e volumi di sapore avveniristico. Tutto d'altronde qui si colora d'avvenire. E dovunque l'intelligenza dell'uomo ha meglio risolto i tanti problemi tecnici connessi con la progettazione e costruzione della centrale, lì è stata sollecitata la collaborazione, sicché a Portovesme, il giorno prossimo dell'inaugurazione, ben 13 bandiere potranno sventolare, unendo le loro fiamme di colore nel simbolo di una fraternità molto più avanti nel campo della tecnica che in quello politico. Lo sguardo all'avvenire, costante nella realizzazione di quest'opera, ha portato a predisporre piani di ampliamento di grande respiro, nonché ad adottare, in alcuni settori, soluzioni tanto nuove da apparire a mentalità tradizionali ardite o addirittura azzardate. Ma la Sardegna non può più andare a carbone. Il buono, l'umile, il generoso carbone, tanto spesso bistrattato da chi dimentica che proprio da lui partì la civiltà industriale. Sono necessari metodi avanzati che garantiscano di reggere il più a lungo possibile al passo gigantesco del progresso. Non si vedranno più quindi i cumuli di rifiuti di laveria, montagnole punteggiate da fili di fumo altissimi e tenaci, che sorgendo così senza fuoco dal suolo, evocano terre destinate ad oracoli e a misteri. Per qualche romanticheria in meno, una grande utilità in più. Quel fumo indica infatti che una notevole percentuale di carbone, pur lavato mediante costosi sistemi, resta imprigionato ai rifiuti. Qui invece tutto viene bruciato direttamente, senza peso di trasporti e senza lavaggio, costi onerosi, che unitamente alla perdita di combustibile lasciato fumare al sole, fanno salire a 100 quel carbone che a bocca di miniera costa all'incirca la metà. In tal modo il carbone si avvicina a tutti gli altri concorrenti quale produttore di energia elettrica. È esatto? Sì, si tratta in realtà di un sistema che collega vari elementi che agiscono in senso parallelo, aumento di produttività e quindi aumento di competitività da una parte, utilizzo diretto ed integrale dall'altra. Ma ciò che particolarmente ritengo interessante sottolineare è la realizzazione di una interconnessione in corrente continua con il continente. Interconnessione che oltre alla sua insostituibile funzione tecnica permette di dare al carbone sardo un mercato di collocamento dell'energia in esso contenuta indipendentemente dall'esistenza di una domanda isolana. Da Portovesme una potenza di miliardi di kilowattora all'anno, articolata all'intero sistema distributivo dell'isola, pronta e disponibile mediante un anello a 220.000 volt. L'energia del sottosuolo del Sulcis si spanderà su tutta l'isola ed alimenterà i progettati centri di sviluppo industriale. Infine, a mezzo di un elettrodotto in corrente continua, che sarà interconnesso nei due sensi con la rete nazionale, l'intero sistema avrà assicurata la riserva pronta di potenza e la necessaria possibilità di regolazione di frequenza. Se essere partecipi di una realtà economica significa elementarmente dare e avere, la Sardegna, con il suo poter dare energia alla rete nazionale e contemporaneamente con il poterla ricevere, potrà veramente superare l'ultimo isolamento, grazie ad una forza che si sprigiona dal suo sottosuolo. I risultati di questo programma potranno essere compiutamente giudicati fra 3 o 4 anni, quando saranno venuti in essere tutti gli elementi da noi presi oggi in considerazione. Noi confidiamo che il giudizio sarà positivo per gli innegabili vantaggi che avrà portato alla Sardegna. Ma com'è a vederla da presso questa zona della Sardegna? Il fiume della vita, composto, puntiglioso e buono, pare abbia un moto lento e solenne, sino al solicello della vecchiaia. Eppure i giovani sfrenano per le strade la loro ricchezza e si impegnano in mestieri moderni con le virtù antiche di millenni. Altissime ciminiere, bandiere di una moderna civiltà meccanica, contrappuntano i paesi che guardano la felicità del Mediterraneo aperto. Le donne, belle come sempre, s'affrancano per una nuova aria pulita. E i bambini, uguali a quelli di tutto il mondo, come quelli gioia, come quelli puledri,
come quelli erba tenerissima e verde che si farà grano sotto il libero sole. Un sole che imbionda le spighe e luccica il carbone. Questo grosso personaggio sempre presente in scena nella vicenda del Sulcis. Per lui ancora e per poco, quotidianamente, scendono a contare le centinaia di metri nei pozzi i minatori ed hanno lo sguardo pensosamente rivolto in su, al paradiso che è su e che attende chiunque se lo può meritare, conoscendo, comprendendo e amando natura e uomini di questa terra.